In Lega non si può stare sui piedi di due scarpe. C'è un progetto, che è il progetto Il Modello Tosi, dove la Lega deve essere l'artefice di un grande collegamento con le liste civiche, per cui se anche questa è una lista civica che supporta le iniziative della Lega, può anche coesistere. Se invece vuole essere alternativa alla Lega, ovviamente in democrazia ognuno prende la sua strada. Un avvertimento chiaro e diretto: non esistono due linee, la Lega è una sola in Veneto, quella del segretario regionale Flavio Tosi. Snocciola il buon andamento del tesseramento 2013 il commissario del Carroccio veneziano Leonardo Muraro. Parla di un partito che in Laguna è sano e vivace. Non c'è posto per chi rema contro, precisa, neppure se si tratta di un'associazione. Noi abbiamo bisogno di trovare una sintesi, fare squadra, di stare insieme, basta baruffe interne, basta dispettini fra uno e l'altro. Dobbiamo dare, soprattutto in questo momento economico difficile, dare un segno di unitarietà. Nessuna paura del confronto con il territorio, anzi la Lega Nord è pronta a tornare a dialogare con la base. A settembre via libera alle assemblee, a dicembre e gennaio i congressi per l'elezione dei segretari provinciali in vista della tornata amministrativa di primavera 2014. E intanto a Venezia il Carroccio prepara la festa provinciale con o senza i sostenitori della neonata associazione. Abbiamo avuto una grande riconferma da parte dei militanti, sto organizzando la festa del 13, 14 e 15 settembre a Stra, a Villa Loredan, la festa provinciale della Lega Nord. Noi andiamo avanti avendo avuto dei risultati importanti.